Il 31 dicembre 2025, dopo ben 55 anni di attività, ha chiuso i battenti Baby Toys, l'ultimo vero negozio di giocattoli rimasto nel centro di Adria. Lo vedete qui in alcune immagini che abbiamo realizzato proprio nell'ultimo giorno di apertura. Se ne va un pezzetto di tutti noi, adriesi e non. Proprio per questo abbiamo deciso di fare una piccola intervista ai proprietari Nerina e Vittorio, per mantenere vivo il ricordo di Baby Toys anche adesso che le serrande sono abbassate. Siamo qui ad Adria, nello storico negozio di giocattoli Baby Toys, in centro, che dopo una vita si appresta oggi a chiudere per motivi anagrafici, di pensione. Diciamo così. Quindi ecco, volevamo partire da qui, da un'emozione, immaginiamo oggi per l'ultimo giorno dopo 55 anni. 55 anni. Quindi quali sono insomma, un po' il vostro stato d'animo? Diciamo che siamo un po' tristezza. Ma d'altronde la soddisfazione, ripeto, che abbiamo avuto sono la gente anche dai paesi limitrofi che si sono venuti a complimentare e valutare la faccenda e diciamo sono rimasti più male loro, diciamo, che noi, ecco. Non aspettavamo un'affluenza del genere, non nell'acquistare, così per venirci a salutare, ma queste due generazioni, cioè tornato padre, figli di una volta, ecco. Quindi la risposta, diciamo, della città di Adria anche non solo è stata buona, insomma, in questo senso. Al suo tempo è stata buona, sì. Adesso ultimamente si è creato dei problemi un po' tutti generali, ma penso dappertutto che sia così. Quello che diciamo ultimamente abbiamo sentito di più è Amazon, che comprano anche stupidaggini, e allora quello lì non riesci più cioè andare avanti. Noi abbiamo avuto dei problemi di salute e allora abbiamo deciso di arrivare a questo punto, ma diventa difficile in questo periodo di poter continuare. Prima i centri commerciali e dopo... no, ma i centri commerciali si può anche convivere col centro commerciale e con queste potenze qua. Online che non puoi competere. Il mondo dei giocattoli come è cambiato in questi decenni? È cambiato molto, nel senso che adesso sono i giocattoli non didattici, ma quelli che sono esatto, cioè è cambiato molto, anche i ragazzini dai 8-9 anni non vengono più in cerca, vengono su quelle cose lì elettroniche, sono giochi così. E per la città di Adria perdere un negozio come... Secondo me sarà molto importante che manca un negozio di questo genere. Tra l'altro non è il primo, Adria purtroppo si sta svuotando negli ultimi anni di attività storiche, artigianali, diciamo. Appunto. Possono avere un futuro secondo voi? Quale può essere una chiave? Fin quando esiste, ripeto, la faccenda degli acquisti online sarà molto difficile a poter convivere. Grazie. Salutiamo Vittorio Casellato, Nerina Stoppa e la signora viene adesso per un saluto. Questa è la nostra collaboratrice storica. Storica. Ha lavorato. Come si chiama? Io mi chiamo Clemente Anna. Ha lavorato. Poi anche un commento anche per lei. Sì, insomma, dopo tanti anni, io ho lavorato qua negli anni 80, 90, per 20 anni, nel boom, vi ricordate? Sì, ci ricordiamo bene. Insomma, dai. Eravamo Avevamo piccoli. detto prendilo tu, No. no. Ma lei ha già il marito e il figlio che ha A posto. Farò una valutazione della faccenda e inviterò, nei prossimi giorni i vari asili che ci sono, e quello che rimarrà tenterò non di fare una vendita, ma di regalare ai bambini, è una bella cosa.
questo va. Comunque ringraziamo tutti i nostri clienti e tutte le persone che sono passate in questi anni. Che sono tante. Ok? Generazioni.